Dopo un percorso tortuoso di più giorni, finalmente questa notte all'1 abbiamo concluso la finanziaria. E al di là di questo momento di confronto, anche serrato in aula, comunque diciamo, i siciliani hanno avuto, come era giusto che fosse, una finanziaria di stabilità. Ci sono stati tantissimi capitoli e tantissime risorse, ne voglio citare alcune: dal consorzio di bonifica all'istituto zootecnico con somme considerevoli anche per delle assunzioni, al CIAPI, alla Banca dei Capelli, una serie di interventi. Certamente non aver avuto il passaggio nelle commissioni di merito, questo sicuramente ha allungato molto, diciamo così, l'iter. Una cosa che voglio dire per questo territorio è questo emendamento che è stato da me preparato di 160.000 euro, un emendamento che ho presentato io anche perché mi ero confrontata col collega, con l'onorevole Mangiacavallo, a cui avevo detto proprio che il suo di 150.000 euro non andava a coprire le spese. Però, senza voler fare polemica con nessuno, i diretti interessati sanno bene come sono andate le cose. Le persone che sono venuti a cercarmi per portare avanti questo emendamento hanno seguito passo passo, anzi hanno collaborato con me perché sono andati al comune, hanno chiesto quant'era il debito e poi me lo hanno comunicato. Al netto di questo, la cosa importante è che si sblocca una somma che consentirà di poter finanziare il complesso monumentale di Santa Margherita, che è per un importo di 7 milioni di euro, che è una cifra considerevole, che darà uno sviluppo in più al territorio di Sciacca. E come sempre ho detto in quest'ultimo periodo, Sciacca è al centro di un vasto territorio. Se cresce Sciacca cresciamo tutti, crescono i paesi vicini e si fa sinergia insieme senza guardare ai singoli orticelli.